Il colpo d'occhio in questa domenica di misure anti-assembramento era decisamente spiazzante, tutti in fila nel piazzale dell'Hotel Maggior Consiglio a San Lazzaro. Mascherine indossate, ma una moltitudine di gente che ha fatto scattare le segnalazioni allarmate di non pochi residenti o di semplici automobilisti. Ma non si trattava di una manifestazione o di un party, erano cittadini moldavi intenti ad aspettare di poter votare nel giorno in cui andava in scena il ballottaggio delle elezioni presidenziali del loro paese. Un voto non solo in Moldavia, ma anche per i moldavi all'estero, cioè qui in Italia e anche in Veneto. A Treviso il seggio previsto era proprio al Maggior Consiglio e l'afflusso è stato notevole. Scene come queste si erano già viste il 1° novembre al primo turno di voto in altre città, non solo in Veneto come a Mestre, ma pure in diversi altri centri italiani. Però nel weekend dell'ordinanza anti-assembramenti in Veneto è sembrato un paradosso ai tanti che sul web si sono scatenati. Medesima situazione di oggi in altri capoluoghi italiani, come ad esempio Parma. A tranquillizzare sulla situazione la questura di Treviso, impegnata da stamane a controllare la regolarità del voto e il rispetto delle norme anti-Covid. In particolare, per ovviare al grande afflusso di gente alle urne, è stata decisa una distribuzione per fasce orarie della votazione.